Un'auto ferma in corsia di emergenza, un camion in transito in prima corsia. Mancano pochi minuti alle 10 del mattino e siamo al chilometro 8 della 27 in direzione di Venezia, nei pressi della vecchia barriera di Mogliano Veneto. Questione di un attimo, un solo istante, sufficiente però a far piombare in coma un 53enne di Treviso che ora lotta per la vita al Cafoncello. Ecco cosa resta della sua Toyota Avensis, centrata dall'auto articolato Volvo condotto da un 43enne di Rovigo, rimasto invece illeso. L'autovettura sembra che fosse ferma sulla corsia di emergenza e sopraggiungeva questo veicolo pesante che l'ha tamponata. Sull'asfalto i segni del tremendo scontro avvenuto quando la vettura sarebbe stata praticamente ferma, secondo i primi riscontri della polizia autostradale. Sospinta contro il guardrail, la macchina si è accartocciata su se stessa, tanto che i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per oltre 20 minuti prima di riuscire a estrarre il guidatore dalle lamiere. A soccorrerlo per primo è stato il primario del SUEM, Paolo Rosi, che passava proprio in quei minuti lungo l'autostrada, rimasta a lungo bloccata con code che hanno raggiunto i 3 chilometri, tutto per un momento di disattenzione. Molto probabilmente sì, direi di sì. Sottoposto l'alcol test, il camionista è risultato negativo. Subito intubato dai sanitari del 118, l'automobilista si trova invece ricoverato nel reparto di terapia intensiva della neurochirurgia con fratture su tutto il corpo. La prognosi è riservata.